tutte le amministrazioni fecero forza affinché questo non avvenne. Quindi è molto attuale, sempre di più, e credo che sia ricco di spunti anche per noi che viviamo questa terra, ma anche per noi che non siamo direttamente interessati a certe speculazioni. Però io non voglio rubare la scena a voi due, quindi la serata è la vostra. Io vi ringrazio come amministrazione. Chi di voi volesse, prima di lasciare la parola, vi anticipo che chi volesse chiacchierare con loro lo può fare liberamente, tranquillamente, loro sono a disposizione. Quindi io adesso do la parola a voi e poi chiamo anche Francesca Zorco, l'assessore alla cultura, che ha lavorato tantissimo già per la realizzazione di questo serata. Allora, lo lascia prima a me. Io ho detto prima che ero emozionato, è vero, perché sapevo quando Katia tenesse a questo luogo in cui lei è nata, ma ragazzi c'è un mare di persone. Io e Katia l'abbiamo preso forse un po' per gioco inizialmente. E vi devo dire la verità, ci stiamo rendendo conto che quel Fraga ed Erra colpisce un po' tutti noi sardi. E quel profumo. Io racconto sempre un aneddoto. Quando qualche anno fa ho deciso con mia moglie e mia figlia di lasciare l'isola e andare a trovare qualche altra situazione, un po' di fortuna in più, e siamo andati in Inghilterra, a Londra, e a vedere quell'isola che si allontana. E sai quando stai partendo ma non sai quando tornerai? Poi per una serie di cose torni, è come si apre lo sportellone dell'aereo, tu lo senti quel profumo. Sei tornato a casa, come ha fatto oggi Katia. Grazie a tutti ragazzi. Io sono molto emozionata, vi ringrazio infinitamente per essere così in tanti, non ci aspettavamo tutto questo pubblico. Volevamo inviare attraverso il film un messaggio molto importante, che è quello contro il pregiudizio. Il protagonista è arrivato in Sardegna non conoscendo i sardi, non conoscendo la Sardegna, e si aspettava di trovare chissà cosa. E invece noi con molta eleganza e con molta gentilezza gli abbiamo fatto capire che gli stereotipi non vanno assolutamente attribuiti a nessuno. Anche noi sardi abbiamo i pregiudizi nei confronti di altri popoli, e quindi questo era un messaggio in generale. Abbiamo scelto il popolo sardo, essendo sardi noi l'abbiamo fatto per questo, però il pregiudizio è ovunque, in qualsiasi settore, soprattutto è un problema il fatto che quando tu non conosci una persona la giudichi a priori. Ecco, noi volevamo inviare questo messaggio, infatti volevamo anche divulgarlo nelle scuole, perché crediamo che sia un messaggio rivolto soprattutto ai ragazzi e soprattutto anche alle persone che arrivano da fuori e non ci conoscono. E qui in un mediometraggio è difficile raccogliere tutte le cose che avremmo voluto raccontare, ma per problemi economici non si può fare un lungometraggio, e quindi abbiamo scelto alcuni argomenti come la longevità con quell'anziano che avete visto nel film, che tra l'altro è appena deceduto. Deceduto felicemente a 95 anni, quindi non Castelli. Guidava ancora la macchina, andava a lavorare nei campi, guidava la macchina senza occhiali, ci ha tenuto anche a precisarlo. Allora lui precisava, diceva io guido la macchina senza occhiali, e dall'altra parte si sentiva, ah tu eri quel pazzo,
Allora, vi dico subito la location è l'Ovile Bertarelli, che sta nel Golgo di Baunei, a Baunei, sul monte. Quindi vi aspetta tutti perché trascorrerete una giornata meravigliosa. Ci sono le jeep pronte a portarvi a fare una bella escursione. Quando tornate vi daranno una cena. Noi abbiamo girato lì, solo lì dentro in quella casa, 4 giorni e ci hanno fatto ingrassare. Raga, non sto scherzando, erano tutti contenti, escluso i maialetti. Allora, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, raga, ormai siamo in tanti, ma siamo in famiglia, qualche curiosità, non lo so, come è nato, come non è nato, cos'è. Io vi ascolto anche senza microfono, se c'è qualcuno può alzare la mano, senza timidezza, no, alzala. No, io non la alzo, alzala prima. Dai, faccio finta che una signora ci ha fatto una domanda. Sì, signori? Sì? Ok? Adesso glielo diciamo. La signora ci ha chiesto come nasce il film. In certe situazioni le cose bisogna inventare. Allora, lo faccio raccontare a casa a Katia perché lo racconto. Allora, qualcuno fra di voi avrà visto lo spot che abbiamo fatto io e Katia, che si chiama Neanche per finta, lo spot contro la violenza sulle donne. Ancora? Sì, lo trovate Neanche per finta su YouTube. Allora, noi lo abbiamo fatto, ma senza nessuna aspirazione, invece è diventato lo spot istituzionale della Sardegna Ma? e ha fatto 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Lì ho detto a Katia, senti, a me lasciarlo fermo lì, sai cosa facciamo? Imbrogliamo la gente, hanno visto lo spot e noi lì facciamo capire che era il trailer di un film, quindi la nostra intenzione era quella di fare il film su Neanche per finta, quindi snocciolare le vite dei protagonisti. Scriviamo 80 scene, allora io scrivo, mando a Katia analizza, vede, mette bene a posto, sono un casino io, e mi fa, ascolta Fra, vengo a Tortolì, tu detti e io scrivo. Ok, vieni a Tortolì, andiamo nel locale dove lavora mia moglie, ci sediamo lì, cominciamo a scrivere, dopo un po' mi fa, Fra, è 1 ora e mezzo che stai parlando. Fermati, pausa. Ok, cosa vuoi? Un gelato. Tu un tramezzino. Prendo il tramezzino, mi giro verso il mare, do un morso. Non lo so perché. Me lo diceva anche mamma che ero scempio da piccolino e quindi... E dico, ciao. L'espressione di Katia è questa. Cosa mi devi dire? Niente, mi è venuta un'idea. Spero inerenti a quello che stiamo scrivendo. No, un'altra. Fra. Vi ho raccontato quello che avete visto. Con tanto di titolo, lei rientra, mi chiama, mi fa, Fra, mi sono fatto il viaggio a Tortolì, Elma pensa, lo dobbiamo fare. E lo abbiamo fatto. Quindi questo film, se vi chiedono, ma da cosa nasce il film? Da un gelato e un tramezzino. Cioè... Inoltre, ho sempre voglia di giocare. Allora, inoltre dobbiamo precisare che l'abbiamo girato in piena pandemia, un'altra bella batosta. Quindi quando c'è stata la zona rossa, io non potevo andare a Tortolì e Franco non poteva venire da noi. Quindi eravamo bloccati e naturalmente avevamo sempre il medico sul set che ci faceva il sierologico, addirittura il sierologico dai. perché come avete visto abbiamo No, non ci credo. Fortunatamente non è successo niente. Meno male. Che ogni notte eravamo impanicati perché scendendo dal Golgo di Baunei dovevamo andare a dormire al Lido di Urrì, al camping, e quindi c'era strada da fare. E c'era il coprifuoco alle 22. È terribile questa pandemia. Lampeggiante blu. Quindi noi siamo sempre scappati dal rifornitore pensando che fosse la polizia. Lo facciamo anche adesso, scappare dal rifornitore col prezzo della benzina. Quindi vedevamo queste luci lampeggianti da lontano e noi arrivavamo al cancello del camping sempre alle 21:55.
Quindi Cenerentola, la scarpetta e noi correndo dentro come pazzi. Abbiamo fatto di tutto. Poi voi vedete il prodotto finito di 45 minuti, ma le riprese sono durate due mesi e mezzo. Sì? Beh, perché Katia ha il gatto in mano nella scena... Ah, glielo dico. Allora, dovete sapere che questa... io non sono un attore. Mi ha istruito Atsugaras e mi hanno detto, allora, quando il regista dice azione, qualsiasi cosa accade, tu fai quello che devi fare, non fermarti. Non c'è problema. Eravamo per la scena dove praticamente il Carmelo dice, è quella la camera, appena arriva, no? Avete un attimo, si sente. Azione, io cammino insieme a loro, a un certo punto sento... Franco, devi continuare. Stop! Ci giriamo e c'era il fonico con questa faccia. Il gatto stava giocando col filo del microfono e l'ho schiacciato. E lì Katia ha preso il gatto in mano, però l'ho stretto e quindi per il gatto era meglio che l'avesse schiacciato. No, dai, sto scherzando. Qualche altra domanda da fare? Allora, se non avete altre curiosità... E il gatto. Adesso lascio a Francesca, l'assessore alla cultura, a Francesca Zacco, così ci dice qualcosa anche lei, anche le sue impressioni. Allora, innanzitutto, benvenuti a tutti, sono emozionata anch'io perché vedere tutte queste persone ad un evento organizzato per la comunità riempie veramente di piacere. È andata oltre ogni aspettativa, abbiamo recuperato un po' con le sedie, ma siamo veramente contenti di vedere tutte queste persone per Katia, per Franco, per anche gli attori che non sono qui presenti, però io li vorrei citare. Sono Valentina Sulas, Carmelo Bacchetta. Voglio complimentarmi con loro perché veramente questo è un film autoprodotto, cioè dobbiamo sempre ricordare questo, è la qualità delle scene, della fotografia, delle musiche, perché sono musiche veramente bellissime, davvero non ha nulla da invidiare ai film che sono prodotti dalle grandi multinazionali. I soldi, però oggi questo seguito e questo apprezzamento non lo so, magari più lungo, però a volte è la qualità che conta e quindi io dico che anche questo seguito e questo apprezzamento è più che meritato, peraltro in un momento in cui il cinema non sta assolutamente attraversando una bella fase, perché sappiamo che ci sono cinema e addirittura molte sale vuote. Oggi possiamo prendere ad esempio Villa Soro e possiamo dare qualche lezione. Quindi per me veramente questa è una grande soddisfazione, io mi voglio complimentare con loro, soprattutto per i messaggi che questo film porta, il rispetto della nostra terra, l'ha detto il sindaco giustamente, per il nostro territorio, purtroppo anche questa fame di depredare a volte il nostro territorio con degli scopi che sono completamente estranei alla passione che noi abbiamo, all'attaccamento, all'orgoglio che noi abbiamo per la Sardegna. Assolutamente. E dico anche che proiettarlo in questa stagione Affora sono i corrono, ci deve anche portare a ragionare su quello che sta accadendo in queste settimane, purtroppo ciclicamente tutte le estati da decenni vediamo sempre le stesse scene, distruzione, poco rispetto e dobbiamo veramente pensare a come tutelare la nostra Sardegna per il presente ma anche per il futuro, per i nostri figli. Ci è stata solamente affidata, non siamo padroni di questa terra e dobbiamo rispettarla. Così come anche l'orgoglio di noi sardi. Io penso che da questo film si evinca il forte pregiudizio che ancora nel 2023 purtroppo c'è verso i sardi e non solo i sardi, ma c'è anche poi l'attaccamento, la passione che noi siamo in grado di suscitare, perché poi chi viene qui
in qualche modo si innamora della Sardegna, ma anche di noi popolo per come siamo fatti. E quindi penso che questo sia un messaggio molto molto positivo, la nostra ospitalità, il nostro orgoglio, il nostro onore, quindi sono tutte le tradizioni, pur in un film che è molto moderno, perché comunque anche dalle scene si vede anche in Milano, è veramente un film che sa di contemporaneità. Quindi io non vorrei trattenervi oltre, però veramente vi invito, se volete esprimere qualche commento, qualche impressione, anche solo qualche curiosità, vi invito a farlo perché può essere utile anche per loro che si sono messi a disposizione. Buonasera, innanzitutto complimenti perché tiene attaccati alla sedia. Federico Bocca. Allora, mi ha colpito la colonna sonora, ben adattata, anche se qualcuno poteva aspettarsi delle musiche sarde che poi c'erano, però è stato bellissimo il momento di quel brano con le casse, con la cassa che in qualche modo secondo me rievocava i vecchi ritmi primitivi, esattamente, era voluto quello. Quindi, no, complimenti. Sì, no, bellissimo, proprio l'adattamento del colonna sonora è bellissimo, curato in particolare. Volevo proporre una cosa, perché non farla fiction con puntate? Guarda, te lo dico, io parlo solo, non parlo, io gesticolo 15 lingue e te lo dico in finlandese. Ci vuole di noi. È la fiction che ho immaginato io, girata, che avrebbe lungo seguito, perché immagina girata a paesi, no? E quindi portando fuori le tradizioni di paese in paese, diventerebbe lunghissimo, però allo stesso tempo è molto interessante, perché come ha rievocato la divinità sarda, potrebbe essere bellissimo portare fuori la potenzialità di ogni paese, o no? Pensateci, perché no, quello è vero, però come è vero che possono esistere anche gli sponsor, perché se questo è andato bene, chi vieta che in futuro sarebbero disposti tutti a sponsorizzare qualcosa di così fatto bene, perché questo è un marchio, un esempio quello che avete fatto, e sicuramente avrà delle ripercussioni positive sicuramente. Guardate ragazzi, noi siamo, questi complimenti ci riempiono, ma ci riempiono perché siamo io e Katia, ma siamo anche in tanti in Sardegna che stiamo tentando di dare una svolta. Noi abbiamo un amico seduto lì, Giampiero, anche tu hai fatto un bel film, io ti voglio far fare un applauso perché va premiato tutto. Ecco, anche lui fa parte della nostra schiera, senza dire, è la verità. Allora, siccome a me piace fare lo scemo, io ho un padre, io vengo dal Nuorese, ragazzi, no? Cioè, tu dici, ma cosa c'entra il Nuorese? Nel 65, nella provincia di Nuoro, eravamo belli. Babbo, per esempio, non ha mai usato le lettere dell'alfabeto, parlava solo con le vocali. No, non ridete dei danni degli altri. A, E, I, O, U, lui con quelle vocali diceva tutto. Se mi voleva minacciare diceva ah! Se una cosa gli piaceva diceva oh! Oh. Se voleva annuire ma non gli interessava no, cioè, però una cosa me l'ha detta, non ridere, cioè una volta stava andato a casa, doveva andare a Torino da mia sorella, mai preso la nave mio padre, mai, non c'erano i freezer, non c'erano i frigo, ma lui il maialetto lo doveva portare, l'ha portato vivo e guizzato. Non avete capito? Lì arriva una signora francese rotta pellicciata. Ma che bellino! Anche lei aveva un maialetto. Ma che bellino questo maialetto, ma ragazzi, ma guarda che bellino, ci ho fatto, guarda che... Ehi!
Il mio si chiama Chantal, si usano i nomi francesi per i maialini, e il suo, che il mio c'ha un nome francese. E mamma francese? Però doveva tirare fuori un nome in fretta. E come si chiama il suo? Barbecue. Avete speso molto per fare andata e ritorno? No, lui va e boh. Però un giorno mi disse una cosa. Allora, perché non... perché non lo conosco? Franco, però non devi dire cazzate. Devi dire anche che sei un bravissimo cabarettista. Non rompere. Ragazzi, ci vediamo domani alle 6 che riesce a dirvi quello che vi stava dicendo. Vabbè, era un uomo bravo comunque. Sì. Cioè lui ci portava al mare. Giustamente diceva, partiamo alle 5 del mattino, così non ci prendono il posto. A febbraio. E piantava 3 ombrelloni e ci diceva: state all'ombra. Per fortuna a luglio è arrivato un milanese che ha aperto l'ombrellone e lì Babbo l'ha capito che gli ombrelloni si potevano aprire. Perché io e mia sorella giravamo attorno al tubo, poi li aperti li ha circondati di tenda. Babbo soffriva di meteorismo. Però era educato, quindi quando gli veniva voglia si alzava, faceva e rientrava. Infatti mia sorella una volta gli ha detto: oh ma il rumore non ci dà fastidio. Fallo dentro e esci fuori. Che noi li asciugavamo e li usavamo per asciugarci il sudorno fra... Però nonostante fosse così, una volta mi ha detto: quando tira il maestrale, che si insiema nelle rocce, crea un rumore strano, sembra una sinfonia. Poi si aggiungono gli strumenti, il rumore dei campanacci dei buoi, il rumore dei campales che salgono sulle montagne, lo stridere delle reti che vengono salpati a bordo, il profumo del mirto, del cisto, il sole che illumina il cielo. Il nostro cielo è sempre azzurro escluso quando una mano violenta dà fuoco a nostra madre. Allora diventa grigio. E anche qualche aereo che passa. Il fumo passa. Qualche aereo che passa. In mezzo a quei carboni ardenti, No. falli sfreddare. Guardati attorno. Scorgerai una piccola fogliolina verde. Con quella fogliolina verde, da lì, quel luogo rifiorirà. Vi auguro a tutti voi di essere sempre foglioline verdi. Grazie. Grazie. Approfitto anche di quello che ha detto Franco perché qui, oltre a ringraziare ovviamente il sindaco presente, l'amministrazione, tutte le associazioni, in particolare la Prorocco che oggi ha collaborato con il cinema, ma tutte le associazioni che stanno collaborando ad una rassegna estiva dove abbiamo cercato di accontentare davvero tutti i gusti e tutte le età. Voglio ringraziare innanzitutto Giampiero Murgia che è qui presente, che oggi è un po' in veste di videografo, ma che ci aspetterà sempre qui il 24 di agosto con il suo film Gavino, che peraltro vede anche coinvolti alcuni dei nostri Silvio collaboratori. Cosur, E a settembre Gavino, 24 di agosto. voglio anche ringraziare i signori Conta del cinema No, un perché hanno altro. reso possibile Giampiero anche la Murgia è un proiezione di questo regista. film. Non è sicuramente scontato avere No, così grande, un audio così buono, quindi Certo. loro con la loro decennale esperienza ci stanno aiutando e magari potrebbe diventare ancora un appuntamento di ogni estate. Speriamo perché la risposta è veramente molto molto positiva.
io vi lascerei, vi auguriamo buon Ferragosto a tutti i sorresi e buonanotte. E buonanotte. Come sta l'ordine